Seconda parte di 7 in punto, qui con noi questa mattina c'è Giuseppe Caraccio, medico, imprenditore della sanità privata e vicepresidente di ANISAP, che è l'associazione che raggruppa la maggior parte delle strutture private, e parliamo proprio di strutture private convenzionate che voi ci tenete a sottolineare sono equivalenti alla struttura pubblica. Noi vorremmo sapere da lei: avete fatto lunghe battaglie quest'anno in Veneto, perché improvvisamente nel piano dei tagli alla sanità voi siete stati pesantemente penalizzati dal solito budget di 180 milioni più o meno di euro che ricevevate le strutture accreditate annuali, che 180 milioni su un budget per la sanità di circa 8 miliardi più o meno, e siete trovati una decurtazione, se non sbaglio, così 60 milioni di euro. Poi questa decurtazione è stata un po' sistemata, livellata, eccetera, però voi avete fatto una lunga battaglia. Perché questa lunga battaglia? Perché è stato detto, d'accordo, togliamo la sanità privata, che comunque in Veneto ha una percentuale del 10%, incide nell'attività pubblica, però risulta che la vostra attività è un'attività importante, perché voi siete fondamentali per le liste d'attesa. Allora, volevo sapere, a questo punto, avete fatto anche dei ricorsi, alcuni li avete vinti, insomma, a questo punto cosa sta vivendo la sanità privata dopo queste battaglie? Avete seppellito l'ascia di guerra? O siamo ancora pronti per combattere? Allora, innanzitutto buonasera. È vero, c'è stata l'ultima delibera regionale del 2012, di dicembre 2012, prevedeva un taglio del budget per le strutture sanitarie private accreditate ambulatoriali, solo ambulatoriali, importantissimo. Quindi anche del 25% su quello che era lo storico del nostro budget. Faccio presente che l'attività nostra ambulatoriale incide sul bilancio della sanità regionale per meno del 2%, l'1,8%, quindi un valore bassissimo rispetto alla spesa sanitaria regionale. Tanto per fare alcuni... Però incide poco sulla spesa sanitaria regionale, però fornite dei servizi e delle prestazioni enormi. Facciamo una proporzione per far capire che così il cittadino a casa capisce di che cosa stiamo parlando. Noi facciamo decine e decine di 10 milioni abbondanti di prestazioni sanitarie, forse anche più, ambulatoriali in tutti i beni, quindi con dei costi bassissimi, con un costo appunto pro capite per i cittadini di intorno ai 29 euro pro capite annuo, quindi contro un finanziamento credo che sia intorno ai 1.600-1.700 pro capite. E cosa facciamo? Di tutto. Cioè si fanno tutte le restrizioni, perché in questa spesa ci sono tutte le attività ambulatoriali dei singoli professionisti. Quindi visite specialistiche? Dall'otorino al neurologo, all'ortopedico convenzionato, dermatologo, tutto quello che si fa. Poi diagnostica per immagini, la TAC, risonanza magnetica, tutti gli esami in laboratorio. Quanto si attende per un attacco, una risonanza magnetica nelle vostre strutture con la ricetta, ovviamente, quindi sempre con regime di convenzione? Ultimamente devo dire che sono aumentati i tempi di attesa fortemente con il taglio che c'è stato del budget, e si è passati da di 30-35 giorni di medio, siamo passati a un'attesa anche di 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi sono più che raddoppiati. È vero che nelle strutture si cerca di tutelare la priorizzazione delle ricette, cioè la classe che indica l'urgenza o meno della prestazione, che nel 95-96% rispondiamo a queste che sono le richieste del rispetto anche più della classe. Però se voi date delle risposte anche alle ricette urgenti, questo significa che l'urgenza nella ricetta non viene smaltita nelle strutture pubbliche, perché se uno ha una ricetta urgente automaticamente dice vado all'ospedale o al centro, perché se vengono da voi vuol dire che lì... Allora, ci sono due tipi, l'urgenza vera, bisogna fare una distinzione, perché si parla sempre di urgenza, l'urgenza è quella vera, in cui c'è il rischio di vita, bisogna andare al pronto soccorso e fare la prestazione immediatamente. C'è poi un'urgenza differita, che bisogna dare la prestazione entro 72 ore e che si cerca di anche soddisfare quello, e poi ci sono le altre classi priorità. Diciamo urgenza, ma non è urgenza, sono classi priorità a breve tempo, a un tempo più differito, quindi caratterizzati da una B
una D o di una P quando si può programmare. Quindi diciamo che non è urgenza, noi intendiamo la priorizzazione, indica la risposta in cui deve essere seguita una prestazione. A prescindere dall'urgenza differita alle 72 ore, le altre sono a 10 giorni o a 30 o a 60, poi dipende quella programmata, a 180 giorni. Noi svolgiamo un'attività che porta a soddisfare davvero un'enormità di prestazioni, a dei costi che voglio sottolineare bassissimi. Perché costi bassissimi? Ci faccia una Ecco, proporzione? io non voglio fare una proporzione, voglio proprio citare uno studio che è stato commissionato alla Bocconi, non da noi, ma proprio dalla ex giunta regionale, che è un commissionato una società alla Bocconi, quindi non fatta da me di calcoli. Quindi la giunta prima del 2010? In cui hanno fatto degli studi importantissimi, hanno valutato il costo di prestazione confrontando tra pubblico e privato e si è visto che mediamente, soprattutto per alcune branche, il costo delle prestazioni è dal 30 al 40% inferiore a noi, nel nostro rispetto all'altro. Alcune altre prestazioni, quelle di laboratorio, diciamo, il distacco è minore, però è anche un valore sempre, diciamo, a favore o quasi equiparabili se non inferiori a quello del pubblico. Le altre, quindi sia per la fisioterapia sia per la diagnostica per l'immagine, abbiamo dei valori che sono nettamente a nostro favore. Quindi non lo dico io, lo dicono i dati. I dati, che c'è una commissione che è stata commissionata e anche nel stesso tempo. Quindi sono dati tecnici e scientifici. Io devo dare spazio alla pubblicità, torniamo in studio per parlare di sanità privata. Grazie. Siamo tornati in studio con noi Giuseppe Caraccio, medico, imprenditore di una struttura di sanità privata, ma vicepresidente di ANISAP Veneto. Stavamo parlando di quello che voi offrite, perché avete portato avanti per tutta l'estate una battaglia piuttosto cruenta nei confronti della Regione, che vi ha tagliato in proporzione davvero in maniera netta e decisa i contributi per le prestazioni che voi offrite in convenzione. Tra l'altro, prima di andare in pubblicità, lei ci elencava, anche sulla base di uno studio scientifico dell'Università Bocconi di Milano, che fornite delle prestazioni di alta qualità, perché poi le strutture private devono per forza essere dotate di altissima tecnologia, anche per soddisfare ovviamente la clientela completamente privata, a prezzi davvero, a costi davvero competitivi. A questo punto io le chiedo, vi siete tranquillizzati perché è una battaglia persa oppure state ancora lavorando? So che in Regione insomma ci sono anche delle norme, tipo quella che liberalizza completamente, no, la gestione delle prestazioni, che apre a nuovi soggetti per accreditamento. È una cosa buona e giusta oppure è un diritto vostro acquisito che viene meno? Io non sono mai per i diritti acquisiti divini eterni. Certamente ognuno di noi deve confrontarsi con gli altri, anche con il nuovo che avanza. L'importante è su delle regole certe, quindi, e con dei parametri uguali per tutti, ma il confrontarci non può farci altro che bene. Quindi lei plaude a questo provvedimento tanto voluto dal Presidente della Commissione Sanità, Leonardo Padrina, che non sempre è stato vostro amico, no, ci è parso. Io ho un ottimo rapporto con il Presidente, nel senso del proprio ma anche conflittuale, fortemente conflittuale in alcuni momenti, ma d'altra parte il suo lavoro, che è stato un lavoro diciamo importante e anche utile anche per scrollare un po' diciamo, un settore che era un po' stagnante nel corso degli anni. Qualcuno viveva un po' di rendita? Qualcuno potesse vivere di rendita, ma sono soprattutto rappresentiamo anche delle strutture che hanno investito tantissimo in questi anni. Sono delle strutture, non tutti forse saremo uguali, ma anche nel pubblico ci sono delle strutture che hanno investito di più e danno dei servizi qualitativi, come nel privato accreditato. Quindi ebbene, bisogna stimolare, bisogna confrontarsi, valutare i nuovi e il vecchio. Certamente il vecchio almeno
per la stragrande nostra maggioranza ha lavorato benissimo per decenni, dando un servizio importante. Anche perché avete delle verifiche continue, no? Cioè dovete rispettare dei parametri, L'accreditamento, la valutazione dell'accreditamento, non ultimo l'abbiamo avuto tutti quanti nel mese di dicembre, tra ottobre, novembre e dicembre. Ogni 3 anni abbiamo delle verifiche per valutare la nostra qualità, il nostro sistema organizzativo, la qualità, un po' tutto quello che facciamo. Quindi andiamo soggetti a dei controlli ogni 3 anni, abbiamo per l'autorizzazione ogni 5 anni, quindi se non capita quasi ogni anno che abbiamo una verifica da fare. In più siamo quasi tutte strutture certificate al 99%, forse anche più certificate, ISO 9000, quindi con 9001, quindi siamo tutti certificati con sistema qualità. Noi garantiamo la qualità delle nostre strutture. Poi ci possono essere delle aree, a mio avviso la critica poteva essere soprattutto, la mia critica nei confronti di non un'apertura come tout court in tutte le aree. Forse bisognava fare una programmazione territoriale per distribuire un po' le strutture nuove in aree dove normalmente non sono state mai aperte, perché storicamente per vari fattori Padova è piena, diciamo, di strutture sanitarie accreditate. Lo sappiamo, c'è un maggior numero che in tutto il Veneto. Ci sono delle zone che sono più sprovviste. Quali, per esempio? Non so, il Polesine piuttosto che l'area montana? Giù, per esempio, nel Polesine, da Adria in giù non c'è nulla, sono una casa di cura privata. Però una parte, ma anche nello stesso Alto Vicentino non c'è nulla, anche nel Basso Vicentino. Vicenza sì, ce n'è un po', Venezia sì, ma nell'altra parte, nelle altre aree non ci sono. Anche nel Bellunese non c'è, nel Trevigiano lo stesso. Ma c'è a Padova la maggiore concentrazione? Padova, perché storicamente, probabilmente questo tipo di accreditamento, convenzione, prima non le convenzioni, porta a una storicità, a una giustificazione storica, dove si passavano le varie convenzioni con le varie mutue, INAM piuttosto che la SAUB, mi pare che fossero altre, che man mano poi sono state, con la riforma sanitaria, sono state aggregate e hanno dato queste convenzioni. Quindi probabilmente in questo, dato che c'erano più maggiori professionisti, c'è stata una maggiore presenza di strutture convenzionate, tenendo conto che Padova è una delle università più antiche. Sì, c'è anche un polo di eccellenza, per cui attira anche un certo tipo di richiesta. Anche questo ha certamente sviluppato. Quindi la concentrazione a Padova ha una giustificazione storica. Una giustificazione storica, è vero, però io avrei voluto da parte della Regione non aprire tout court, ma aprire in maniera programmata. Una liberalizzazione più mirata, più mirata, cercando di indirizzare queste risorse di questi investimenti dove non ce ne sono, anche per soddisfare davvero le esigenze dei cittadini. Lei mi spinge a introdurre un tema che vorrei proprio una valutazione da voi, in realtà, della sanità privata. Il nuovo piano sociosanitario va proprio in questa direzione, no? E focalizzare dei centri d'eccellenza, i cosiddetti hub, che sono gli ospedali che ti curano le emergenze, poi ci sono gli ospedali SPOC, che sono gli ospedali di rete, e poi i servizi nel territorio. Ora, una delle proposte che, se non sbaglio, voi avete avanzato alla Regione, alla luce di questo nuovo piano sociosanitario, è dire, visto che dovete creare delle strutture nel territorio di sostegno per i servizi che sono poi a metà tra il socio e il sanitario, potreste sfruttare la rete già capillare che c'è, rappresentata dalle vostre strutture. Il dialogo a che punto è? E torna alla domanda iniziale: pace fatta o... In questo momento non c'è pace, non c'è guerra, non c'è dialogo, ma questo è un po' su tutto. Non abbiamo, a prescindere dico un po' con la quinta commissione e col Presidente del Padrini, dove comunque c'è un confronto, per il resto c'è un'assenza davvero a volte drammatica di confronto, di comunicazione con la Regione. È un aspetto importante perché, a mio avviso, anche in un'udienza, un'audizione che ho avuto in quinta commissione, io ho parlato proprio che noi di cercare proprio di sfruttare le nostre conoscenze, le nostre capacità derivate anche da 25 anni di attività sul territorio, perché probabilmente abbiamo già vissuto alcuni aspetti che possono essere di aiuto, e di non considerarci insomma quelli che devono fare delle visite o quelli che devono fare delle prestazioni, o quelli che hanno la pretesa magari di avere delle prestazioni nel momento in cui c'è tutto. bisogna fare dei tagli. Dei tagli.
I tagli certamente, come ho detto prima, hanno portato a un aumento dei tempi di attesa, anche già le strutture private, che sono quelle che sono più rapidi, vorrei vedere poi nel resto come sono i tempi di attesa. Ma adesso ovviamente la risposta è quasi banale. L'apertura di notte delle strutture pubbliche, di notte insomma, di sera, secondo lei ha significato qualcosa? Avevate anche proposto, anziché allungare i tempi della prestazione negli ospedali, magari potevate acquistare prestazioni da noi. Questa è ovviamente una posizione... Posso soltanto rispondere che noi saremmo stati disponibili ad aprire anche in orari più tardi. Faccio presente che noi già lavoriamo 6 giorni alla settimana, quindi già davamo da prima questo tipo, perché sapevamo che la gente il sabato preferiva fare le prestazioni quando era più tranquillo, quando non aveva i bambini, non doveva andare a lavorare, quando non doveva andare a prendere i bambini da scuola e dedicare anche per la propria salute quella giornata. Quindi in qualche modo vi hanno copiato. Copiato, sì, di notte non so, poi ad effetti non voglio entrare nel merito dei numeri che non conosciamo ancora, aspettiamo di vedere un po' questi numeri che sono stati seguiti, ma potevano anche dire: signori, voi siete strutture accreditate, cercate di anche da parte vostra organizzarvi, chi era indietro in questo tipo di organizzazione, di organizzarvi a fare a turno o fare tutti i sabato pomeriggio a tenere aperte le strutture per venire incontro a chi ne ha bisogno, della nonnetta che deve essere accompagnata dal figlio per fare alcune prestazioni, e tutti saremmo dati, forse saremmo stati disponibilissimi a farlo, quindi non è un volerci confrontare. Non sarà che le strutture pubbliche, ad esempio, io penso da cittadino comune profano, che magari la struttura pubblica, un ospedale, un ambulatorio, un presidio, compra una macchina per la risonanza magnetica, ed è ovvio che se la fai funzionare soltanto 4 ore al giorno, non ammortizzi neanche l'investimento, quindi magari è il caso che ho una macchina così costosa, faccio fare le risonanze per 10 ore con questa macchina anziché avvalermi di un servizio esterno. Aumentare il numero degli utilizzi delle apparecchiature è fondamentale per l'ammortamento del costo di un'apparecchiatura, soprattutto di alto costo, come può essere una risonanza magnetica, che può raggiungere anche il milione di euro, 1.200.000 euro per a seconda della tipologia di prestazione, fino ad arrivare a delle apparecchiature ancora più costose. Ma questo è davvero avvenuto un aumento di prestazioni o è andato a discapito di prestazioni che normalmente si svolgevano di giorno? Cioè, se aumentano di più davvero l'utilizzo di apparecchiature o no? Lei che sensazione ha? Non lo so, non è il mio compito, a me si possono utilizzare soprattutto per gli orari notturni, se è proprio questo un problema, per chi è ricoverato, e utilizzare, a mio avviso, ma io non sono un organizzatore, certo, e utilizzare le apparecchiature di mattina per la popolazione. È ovvio, è giustissimo, dice Zaia, più si utilizzano apparecchiature più diminuisce il costo dell'ammortamento dell'apparecchiatura. Il Presidente ha perfettamente ragione. Bisogna vedere innanzitutto se poi viene utilizzato per tutte le ore e se davvero questo non va a scapito di alcune prestazioni. Io l'avrei utilizzate più le ore notturne per chi è già ricoverato. Voi che operate nella sanità privata ovviamente riuscite, credo, a dare anche delle prestazioni in convenzione a fronte di tariffe che non sono tariffe, insomma, sono tariffe abbastanza contenute, questo forse per una gestione, un'ottimizzazione sia del personale sia delle apparecchiature. Cioè, come funziona? Come riuscite? Come avete tenuto botta a questi tagli che sono arrivati del vostro budget? Avete davvero licenziato? Avete necessariamente allungato le liste d'attesa, oppure una capacità gestionale privata riesce a metabolizzare, e forse è questo che magari rivendicate anche nell'ascolto da parte di chi deve gestire il servizio pubblico diretto, perché voi comunque siete servizio pubblico per la parte in convenzione che offrite. Allora, certamente la domanda comporta una risposta un po' complessa e articolata. Primo, certamente abbiamo dovuto ridurre un po' il personale. Non abbiamo licenziato, almeno parlo della mia azienda, non ha licenziato nessuno. Ha soltanto cercato in accordo con tutti, di ridurre un'ora
dove erano gli aspetti più critici, un'ora al giorno, in modo da poter garantire il posto di lavoro a tutti quanti. Perché mettere in strada qualcuno, a mio avviso, è sempre un qualcosa che dispiace per me, prima di tutto dispiace a me, dispiace all'azienda e soprattutto crea un grosso problema per la famiglia. Quindi abbiamo salvato, posso dire, ma questa è una risposta per la mia azienda, abbiamo salvato i posti di lavoro, secondo me. Poi cosa fare? In risposta alla popolazione, come puoi fare? Certamente devi fare una programmazione più diluita nel tempo, perché devi ridurre i posti disponibili. E quindi abbiamo fatto delle agende che i tempi attesi sono allungati. Il terzo aspetto è quello che abbiamo cercato di fare, gran parte delle strutture, delle tariffe socialmente ed economicamente sostenibili, tale da poter compensare, di poter essere accettate dalla popolazione. Quindi date delle prestazioni completamente a pagamento con delle tariffe che in qualche modo sono delle tariffe che poi alla fine sono un po' più del ticket. Bravissima, abbiamo cercato di fare quello proprio per venire incontro. Beh, da imprenditori ovviamente, perché quello che è la fetta che si perde attraverso cioè, perché ad esempio c'è una cosa che credo chiunque abbia notato facendosi un esame del sangue, avvalendosi della struttura privata. Alla fine conviene farli completamente a pagamento che per con... gli esami del sangue, alcuni esami del sangue, che sono, dato che bisogna farne soltanto 8 per ricetta, esatto. Quindi sappiamo tutto, certamente alcune prestazioni costano meno, questo perché sia il ticket, sia più il costo della ricetta. Il costo della ricetta su 5-10 euro sono tutto. Quindi certamente per il laboratorio d'analisi questo può essere, soprattutto per il laboratorio, può essere più vantaggioso. Per le altre prestazioni di diagnostica, di fisioterapia non è vero, per la diagnostica per immagini sono pochissime prestazioni che sono vicine l'uno con l'altro, quindi questo discorso non ha un valore oggettivo, anche se si è cercato per alcune prestazioni dove i costi erano bassi di fare delle tariffe che potessero avvantaggiare. Allora ci tengo anche a sottolineare la sua ironia quando dice che gli imprenditori cercano. Beh, ma è ovvio che un imprenditore deve trovare, se poi mi dà un servizio, io credo che queste tariffe sociali siano state anche ben accette. Voi avete perso clienti con questo taglio? C'è certamente una riduzione degli utenti, c'è stata complessivamente. Ma forse gli utenti si fanno meno esami proprio anche per risparmiare. Questo è un altro aspetto. Questo è un aspetto che non bisogna dimenticare. Ci tengo anche a sottolineare che se uno si viene a fare a pagamento una prestazione senza aspettare i tempi di attesa, forse non è che quella prestazione è inappropriata, come molto spesso ci accusano. Poi sai, questo numero delle 4 prestazioni che dicono che devono essere la media regionale, di 4 prestazioni ambulatoriali che non so da dove posso uscire fuori se non da un mero conteggio statistico, perché dicono che la media è le 4 prestazioni. Questo non è vero, perché non si possono fare queste prestazioni se uno, come diceva Trilucia, non mangia il pollo e un altro si mangia un pollo e l'altro dice ma il mio mezzo pollo chi me l'ha dato se la media è mezzo pollo? Non c'è perché se una persona ha una patologia, 4 prestazioni le esaurisce. Va bene, ma la media che si fa complessivamente. Quindi forse lavorarci che siamo tutti sani. Allora, se vogliamo curare le persone. Certamente abbiamo fatto degli studi parecchi che a fare delle campagne pubblicitarie importantissime su come salvaguardare la propria salute hanno dei costi minori e un impatto nei confronti dei cittadini molto importanti. Quindi non aumentare il peso. Non guardate me, non fumare, quello non lo faccio, mangiare in maniera corretta. Prevenzione che sono gli aspetti più importanti. Ritorno sulle 4 prestazioni pro capite, non è il 4 o il 5, bisogna vedere quanto una persona ha bisogno di prestazioni. Dire che ne ha bisogno 4 immediatamente, no, se noi facciamo che in questa regione, in questa zona c'è un'incidenza di quella patologia di quello, ha bisogno di quello, ha bisogno di quell'altro, facciamo una somma, facciamo uno studio fatto bene e valutiamo quant'è la vera esigenza di prestazioni ambulatoriali sul territorio. Ma dire 4 a priori soltanto perché Belluno ne fa 1, Vicenza ne fa 2 e Padova ne fa 8, quindi Padova deve portare a 4 per arrivare alla media. Mi pare che davvero non vada bene. Ben diverso il discorso di ragionare intorno a un'idea e valutare quali sono le prestazioni, la quantità di prestazioni necessarie. Ma questo dialogo c'è in corso? Lei diceva non è possibile parlare. No, non è possibile, non è che non è possibile, non c'è.
Non c'è. Io chiedo. Quindi voi vi state organizzando con le strutture private secondo quindi con queste tariffe sociali, cercando di venire incontro laddove è possibile. Secondo noi abbiamo fatto anche un convegno a giugno sul welfare state, sul welfare society e sul welfare mix. Sì. Indubbiamente con una forte riduzione delle risorse da parte dello Stato bisogna cominciare a pensare, e ci sono già esempi in atto, di un approccio diverso del welfare, dove si deve intervenire in modi differenti, quindi utilizzando dei sistemi, i fondi o altri. No, le assicurazioni in modello americano? Non dico l'assicurazione perché credo che costerebbero tantissimo, però trovare dei sistemi diversi, di cui avremo anche un'idea in futuro, quando sarà, forse ne parleremo un'altra volta. Certamente che le strutture sanitarie si devono costituire in rete, creare proprio di per sé le strutture sanitarie accreditate o private, una rete di strutture sanitarie, cominciare ad avere un ruolo davvero propositivo e di riferimento per tutto. Quindi la rete di imprese, quindi la rete di strutture sanitarie, secondo me è una risposta giusta, positiva per il futuro della sanità privata accreditata. In questo momento secondo lei si continuano a fare, lei parlava di esami e visite inappropriate, cioè ci si fanno esami insomma un po' eccessivi, o adesso stiamo andando verso la situazione opposta, si rischia di non farsi più gli esami e magari tra un po' pagheremo lo scotto di malattie diagnosticate troppo tardi? Io spero che non incida così tanto la crisi economica tale da ridurre il voler eseguire alcune prestazioni, ma so, per il Tribunale Malato, cittadinanza attiva, hanno più volte sottolineato che c'è una forte riduzione dell'accesso alle cure, molto spesso anche grave. Indubbiamente l'inappropriatezza che cos'è? Fare un esame inappropriato. A volte ci sono, a volte vedo anch'io che arrivano delle prestazioni che non riesco a capire perché uno ha fatto tutti quegli esami. Allora c'è un'esigenza difensivistica da parte del medico, c'è una forte pressione da parte dell'ammalato che a volte è ipocondriaco, il fatto anche di avere la trasmissione sanitaria, certo, che il giorno dopo che esce fuori la trasmissione sanitaria ti arriva a fare domande più strane, più impossibili, che tu non sai neanche cosa rispondere, perché ho visto arrivare uno specialista che ha trovato un qualcosa. Però linea di massima, l'inappropriatezza, la percezione di inappropriatezza secondo me si è ridotta fortemente, e non è poi tanto, perché se uno, facciamo un caso semplice, ancora 30 secondi, ha mal di pancia, allora puoi fare ecografia e questo esame risulta negativo, è inappropriato quell'esame? Perché non poteva risultare positivo e magari poteva esserci una metastasi, adesso non metto in maniera esagerata. Altre cose, quindi voglio dire, è data dal risultato dell'esame o dall'indicazione all'esame? L'indicazione all'esame, ritengo. Ecco. Quindi forse i medici dovrebbero porsi un quesito e dire: è l'esame più appropriato per quel sospetto o per quella sintomatologia che uno ha? Io ringrazio Giuseppe Caraccio, vicepresidente di ANISAP, ringrazio voi per averci seguito questa mattina durante la giornata all'edizione del TG. Noi torniamo come al solito domani mattina con Salto in Punto. Grazie, arrivederci. Sì.